Gran Premio che ha segnato la chiusura della Fiera Cavalli di Verona, commento di Claudio Icardi. Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Nonostante il maltempo, la Fiera Cavalli di Verona non ha subito flessioni riguardo alle presenze. Circa 100.000 persone in 4 giorni hanno visitato gli stands espositivi, partecipato a dibattiti e convegni, seguito proiezioni cinematografiche e ovviamente assaporato gli eventi agonistici proposti da una sempre più completa kermesse equestre. Fra questi il più atteso nella giornata di chiusura è senza dubbio il Gran Premio, la Winner Cup articolata in 2 manche. Le immagini si riferiscono al primo tracciato, in campo Arnaldo Bologni con Lucilla. Classifica stilata in base alle penalità accumulate dai binomi nei 2 percorsi. In caso di parità sarà necessario un barrage. Arnaldo Bologni, 2 volte campione italiano, titoli conquistati con il Fido Mayday che ha concluso la carriera agonistica, un cavaliere nato a Reggio Emilia che ha nel palmarès anche la vittoria nel Gran Premio Roma del 94. Lucilla rappresenta la continuazione delle gesta di Mayday, ha cercato a lungo un degno sostituto Arnaldo Bologni. Finora non ci sono errori, parte conclusiva del percorso, ora le tavole superate, lo chef de piste di assoluto prestigio, il direttore di campo è il tedesco Olaf Petersen. E intanto il pubblico sottolinea l'errore proprio all'ultimo ostacolo di Arnaldo Bologni, 4 penalità, davvero un peccato. Il regista Umberto Orti, alla guida delle telecamere dell'Esterna 2 di Bologna, ripropone una fase rallentata del percorso di Arnaldo Bologni e Lucilla, che dunque non potranno disputare la seconda manche. Al secondo giro possono accedere tutti i binomi che otterranno percorso netto nel primo percorso. È già in campo Francesco Franco in sella Special Delivery. Fin qui sono 3 i netti registrati: Gianluca Gorla in sella a Rembrandt, Roberto Arioldi con l'oro piana Double Take Fise e l'irlandese Eddie Dermody su Flavius Zeta. Questi 3 binomi saranno protagonisti anche nella seconda manche, ma intanto seguiamo Francesco Franco con Special Delivery, un cavallo irlandese dal mantello sauro nato nel 1988. Francesco Franco è un cavaliere foggiano, vive a Roma, è nato nel 1959, recentemente secondo nella Coppa degli Assi, vinta a Palermo da Guido Dominici in sella a Friso. Vi dicevo del direttore di campo Olaf Petersen, il tedesco è un'autentica autorità nel settore dei disegnatori dei tracciati per concorsi di salto ostacoli, è anche il presidente della commissione salto ostacoli della Federazione Equestre Internazionale. Per questa prima manche ha proposto un percorso la cui lunghezza è di 490 metri, il tempo massimo è di 88 secondi, il tempo limite di 176 secondi, la velocità è di 350 metri al minuto, 12 ostacoli per 15 salti, inserite 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Abbiamo visto l'errore proprio in una delle combinazioni da parte di Francesco Franco, che va a ultimare il suo percorso, ancora 2 ostacoli. Superato anche il numero 12, sono 12 le penalità per Francesco Franco e Special Delivery, che non si qualifica per la seconda manche. Anche qui il regista Orti propone una fase rallentata del percorso del cavaliere italiano, che ha già lasciato il testimone a Vincenzo Chimirri, impegnato in sella a Kiwi. Diamo un'occhiata anche al percorso.
Si parte con un verticale di 1,40 m, poi un oxer di barriere 1,40 x 1,40 m, ancora un dritto, un verticale su archi 1,45 m, poi la gabbia. L'elemento d'entrata, d'ingresso è un verticale di 1,40 m, poi un tempo di galoppo, in uscita un oxer 1,40 x 1,50 m, quindi il numero 5 un verticale 1,45 m, poi l'oxer 1,45 x 1,50 m, il verticale su cancello 1,45 m, l'oxer 1,45 x 1,50 m, poi la doppia gabbia. Si apre con un oxer su cancello 1,40 m a barriere pari, quindi un verticale di barriere 1,40 m, l'oxer su cancello 1,40 x 1,50 m, si va al numero 10 con le tavole 1,50 m, quindi l'oxer 1,45 x 1,50 m, il verticale di 1,50 m. Vincenzo Chimirri, nel 96 quarto ai mondiali militari, è un agente di polizia, è nato nel 73, di origine calabrese. Con Kiwi ha vinto una gara nel concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, si è imposto nel Gran Premio nella Coppa delle Nazioni di Cherniakov in Russia, ha portato a casa un successo anche nel concorso ippico di Lubiana. Dunque l'area dell'Est fa bene a Vincenzo Chimirri, che si sta comportando molto bene anche in questa Winner Cup di Verona, estremamente veloce Kiwi, molto diligente anche sugli ostacoli, potrebbe essere il quarto binomio qualificato per la seconda manche con il percorso netto, e l'applauso del pubblico sottolinea in effetti il netto di Vincenzo Chimirri e Kiwi, che vanno ad aggiungersi ai già qualificati Gianluca Gorla, Roberto Arioldi e all'irlandese Eddie Dermody. Meritato replay anche per Vincenzo Chimirri, che è stato il più veloce in questa prima manche, dunque nella seconda partirà per ultimo. È in campo intanto per il Belgio Rudi Elsen su Elando, cavallo olandese di 12 anni. Rudi Elsen, molto affezionato al concorso ippico veronese, ha vinto proprio il Gran Premio nel 95, lo ricordiamo quarto nel concorso ippico internazionale di Potsdam in Polonia. Vi dicevo, confermate le presenze dell'anno scorso, circa 100.000, in particolare sono state due le iniziative che hanno monopolizzato l'attenzione degli spettatori: la mostra itinerante su Federico Tesio, grandissimo genio del galoppo, allevatore, allenatore proprietario, l'uomo di Ribot per intenderci, e poi il sito internet collegato alla fiera. Sono stati oltre 1000 gli espositori, metà dei quali allevatori, altri impegnati nel settore delle attrezzature, dell'abbigliamento, dell'alimentazione del cavallo. A Verona si sono viste 30 razze diverse di cavalli giunti da ogni parte del mondo. Seguiamo Rudi Elsen, cavaliere belga, che finora non ha commesso errori, un tracciato abbastanza complesso, articolato, naturalmente essendo un concorso indoor. Si tratta di un tracciato abbastanza tortuoso, non è facile sistemare 12 ostacoli sulla superficie del campo coperto della Fiera Cavalli. Indenne anche sulla doppia gabbia Rudi Elsen, che va ad affrontare le tavole, un ostacolo da non sottovalutare. Si può incorrere in errore, una barriera molto sottile. Ultima fatica per il cavaliere belga e c'è ancora una volta errore all'ultimo ostacolo, un'insidia che è costata cara a diversi concorrenti. Vediamo ancora una fase rallentata del percorso di Rudi Elsen, 4 penalità in sella a Elando.
dunque non si qualifica per la seconda manche, impresa che invece è nel mirino di Giuseppe Rolli, ora inquadrato dalle telecamere dell'Esterna 2 di Bologna. Rolli monta Lord Arico, cavallo nato nell'85, è un Holsteiner, quindi cavallo di origine tedesca. Il saluto di Giuseppe Rolli a pubblico e giuria. Da qualche tempo gareggia per il centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. È il campione italiano in carica nella categoria Young Riders, titolo ottenuto con Iolente. In questa categoria sesto al campionato europeo per quanto riguarda la graduatoria individuale. Giuseppe Rolli, molto giovane, talentuoso, figlio di un noto allevatore, ha una claque in tribuna. Devo dire però che il pubblico è estremamente competente e anche caloroso, partecipa, aiuta i binomi. In particolare gode di molto tifo Giuseppe Rolli, superato anche il verticale sul cancello tricolore, molto diligente fin qui Lord Arico, che ha con il suo cavaliere ormai un'intesa consolidata, molto puntuale anche sulla combinazione, sulla doppia gabbia in bianco e marrone, una piegata a mano sinistra per affrontare le tavole, 1,50 m, e poi concentrazione per non commettere l'errore di altri concorrenti, e in effetti è superato anche l'ultimo ostacolo senza errore. Applausi per Giuseppe Rolli, che si qualifica per la seconda manche. È il quinto binomio, quello formato da Rolli e Lord Arico, qualificato per il secondo percorso. Ancora un binomio italiano, e questa è la sagoma ormai arcinota presso gli appassionati di salto ostacoli, di Natale Chiaudani e il fedelissimo Reingold de Luynes, uno stallone grigio, un anglo-arabo, che fa coppia con il cavaliere tortonese. Insieme hanno conquistato per 2 volte l'argento agli assoluti, ai campionati italiani. Una prima volta battuti da Arnaldo Bologni e Mayday, una seconda proprio quest'anno ai Pratoni del Vivaro, alle spalle di Emilio Puricelli e San Patrignano Babushka. Natale Chiaudani, alfiere azzurro ai Giochi Olimpici di Atlanta, ha rappresentato i colori italiani anche agli europei di quest'anno. Sembra in palla Reingold de Luynes, che non ha ancora commesso errori. Superato anche l'Oxer rustico. Fase intermedia del percorso con la doppia gabbia. Bene anche qui. Ora le tavole. Ultimi 2 ostacoli per Natale Chiaudani e Reingold de Luynes. Bene sull'Oxer coloratissimo, e purtroppo c'è errore all'ultimo ostacolo, ancora una vittima illustre. Si è voltato Chiaudani quasi incredulo, pensava di aver ottenuto un percorso netto, e invece c'è stato errore. Reingold de Luynes tocca con il posteriore l'elemento dell'ultimo ostacolo, e dunque 4 le penalità per il binomio azzurro. Dopo Chiaudani e Reingold de Luynes tocca a un cavaliere inglese. Si tratta di Nigel Coop, nato nel 1971, monta Bembury Cross, saltatore di 12 anni, viene in Italia per cominciare a fare esperienza, non è naturalmente nel gruppo ristretto dei migliori d'Inghilterra.
come si dice, si sta facendo le ossa al cospetto del Giro internazionale, i primi passi all'estero per Nigel Coupe. Bene nella prima parte del percorso, bel modello questo Banbury Cross, cavallo grigio che però commette errore al primo elemento della gabbia, un errore poi replicato, si sta disunendo il cavaliere britannico che opta per il ritiro, vista l'impossibilità di raggiungere la seconda manche. Il cavaliere inglese si ritira per risparmiare il proprio saltatore, mentre è già inquadrato il cavaliere svizzero Jürg Friedli, monta Gismo, un cavallo di 12 anni nato in Westfalia, dunque soggetto di origine tedesca. Jürg Friedli è un cavaliere di grandissima esperienza, è nato nel 1945, medaglia d'argento in carica agli assoluti di Svizzera, per 2 anni consecutivi si è imposto nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Linz, penultimo binomio in gara in questa prima manche. Dopo Jürg Friedli vedremo Filippo Rizzi su Good Bless e poi seguiremo la seconda manche e l'eventuale barrage. Durante la Fiera Cavalli di Verona il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce, ha tenuto una conferenza riguardante i prossimi mondiali che saranno ospitati proprio da Roma dal 30 settembre all'11 ottobre. Un impegno duro, però c'è ottimismo da parte del presidente federale. Intanto seguiamo il bel percorso di Jürg Friedli, che è un combattente nato, l'abbiamo visto molto impegnato anche nelle categorie di contorno di questo concorso veronese, superata anche la doppia gabbia, quasi il surplus va ad affrontare in modo vincente le tavole. L'ultimo ostacolo, attenzione, si qualifica per la seconda manche lo svizzero Jürg Friedli in sella a Gismo, è il sesto binomio qualificato con il percorso netto. Vediamo una fase rallentata del percorso del cavaliere elvetico, ed ora è atteso in campo per l'Italia Filippo Rizzi, eccolo inquadrato in sella a Good Bless. Da sottolineare anche l'iniziativa per la raccolta di fondi in favore dei terremotati, in particolare finalizzata alla ricostruzione di un centro ippico a Colfiorito e un altro nelle Marche. Seguiamo il percorso di Filippo Rizzi in sella a Good Bless, ultimo binomio impegnato in questa prima manche. Sono 6 quelli già qualificati per la seconda, e purtroppo questo errore toglie di scena Filippo Rizzi. Qualche notizia sulla World Cup di salto ostacoli. Nella sesta prova a Bruxelles, successo dell'americana Katie Monahan Prudent su Belladonna, che ha preceduto il tedesco Ulrich Kirchhoff. In sella a Glenridge si tratta del campione olimpico in carica, intanto si ritira Filippo Rizzi. Terzo l'olandese Jan Tops su Operet La Silla. Jerry Smith, unico azzurro in campo, è giunto 26esimo. In classifica l'olandese Van der Vleuten è in testa per un solo punto proprio su Kirchhoff. Ancora l'errore di Filippo Rizzi e dunque ci inoltriamo nella seconda manche. Eccovi l'elenco dei binomi ammessi a disputarla: Eddie Dermody Irlanda su Flavius Z, Roberto Arioldi, Loro Piana Double Take Fise,
per la Svizzera Jürg Friedli in sella Gismo, poi ancora per l'Italia Gianluca Gorla con Rembrandt, Giuseppe Rolli con Lord Arico e Vincenzo Chimirri che partirà per ultimo in sella a Kiwi. È già in campo l'irlandese Eddie Dermody, monta Flavius Zeta, un cavallo belga che è stato portacolori della scuderia Orlandi, montato da Massimiliano Baroni. Eddie Dermody, abituale frequentatore dei concorsi ippici anche in Italia, è nato nel 67, vive e monta abitualmente in Svizzera. C'è il suo primo errore, 4 penalità per Eddie Dermody che si presenta con il netto nel primo percorso. E a proposito di percorsi va detto che Olaf Petersen ha rimescolato le carte, ha cambiato letteralmente fisionomia al secondo tracciato. Si parte con un Oxer, poi un'alternanza con i dritti, il numero 2 un verticale, poi ancora un largo, un altro verticale, ancora un Oxer, poi la gabbia, verticale Oxer, un altro verticale, un altro dritto in sequenza, poi una gabbia di larghi, un verticale in chiusura, 10 ostacoli per 12 salti, 2 le combinazioni, 2 gabbie. L'altezza massima è di 1,50 m, i larghi 1,45 per 1,50. Resta isolato l'errore di Eddie Dermody che conclude con 4 penalità. Vediamo ancora il passaggio alla gabbia del cavaliere irlandese. Ed ora per l'Italia Roberto Arioldi, accolto da un applauso in sella all'Europeana Double Take Fise, cavallo di origine neozelandese, riserva alle Olimpiadi di Atlanta, un cavallo che ha ottenuto la medaglia d'argento ai campionati italiani assoluti nel 93, ha partecipato alla Coppa delle Nazioni del concorso ippico internazionale di Calgary. Roberto Arioldi, considerato fra i più tenaci dei cavalieri italiani, considerato un garista, è nato a Monza il 29 novembre del 55, si è laureato campione italiano di salto ostacoli nel 87 in sella a Rosa. In diverse stagioni leader fra i cavalieri azzurri per quanto riguarda le somme vinte, un cavaliere che non lascia mai nulla di intentato. Primo percorso ovviamente netto e Double Take sembra estremamente ispirato, ha bisogno di una correzione in questo passaggio un po' delicato del percorso. Puntuale l'intervento di Roberto Arioldi. Bene anche su questa gabbia, si volta e il cavaliere italiano ha rischiato un po', è comunque netto il suo percorso. Il primo netto in questa seconda manche dunque si qualifica per l'eventuale barrage, eventuale perché non è detto che gli altri riescano a ottenere il netto. Gli altri sono Jürg Friedli, Svizzera, inquadrato, Gianluca Gorla, Giuseppe Rolli e Vincenzo Chimirri. Jürg Friedli con Gismo, è nato nel 45, cavaliere di grande esperienza, ha partecipato, pensate, alla sua prima Coppa delle Nazioni nel lontano 1969. Con la squadra elvetica ha partecipato a 2 edizioni dei campionati d'Europa nel 75 e nel 77 e nella prima edizione ha ottenuto la medaglia d'argento a squadre. Si presenta all'appuntamento veronese con 2 cavalli, Gismo inquadrato e Une de Crescle, cavalla francese di 11 anni.
Gismo invece è un dodicenne nato in Westfalia, dunque origine tedesca per questo cavallo sauro bruciato, estremamente diligente e dunque avviato verso il conseguimento di un secondo netto che gli aprirebbe le porte del barrage in compagnia per ora di Roberto Arioldi. Ancora le tavole, parte conclusiva del tracciato per Jürg Friedli, che va a superare la gabbia. Si qualifica per il barrage, che ora non è più eventuale Jürg Friedli. Per quanto riguarda le altre prove del concorso ippico veronese, vi ricordo i successi di Massimo Grossato su Rosiel du Rosel, di Natale Chiaudani con Reingold de Luynes, di Rudy Elsen con Elando. Intanto in campo per l'Italia Gianluca Gorla con Rembrandt, poi successi di Juan Carlos Garcia, cavaliere colombiano, con l'inossidabile Mar del Plata, e poi ancora a bersaglio Rino Sibilia con Cendor e Guido Dominici con Friso, nella categoria difficoltà progressive che vi abbiamo proposto ieri nel corso del pomeriggio sportivo. 150 milioni di montepremi, 85 binomi in rappresentanza di Austria, Belgio, Colombia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Svezia e Svizzera. Un connotato decisamente internazionale per il concorso veronese. 45 gare per 600 milioni di montepremi. Ricordiamo anche i successi di Gandini nel concorso internazionale di Mascalcia, che ha visto la vittoria della Francia sull'Italia nella prova a squadre. Un elogio anche alla Toscana, che ha vinto su Veneto e Lazio la Coppa delle Regioni nel concorso nazionale Pony. Intanto applausi per Gianluca Gorla. Gianluca Gorla con Rembrandt è il terzo cavaliere qualificato per il barrage, un barrage che si prevede infuocato. E vedete la visualizzazione della situazione: Roberto Arioldi, Jürg Friedli, Gianluca Gorla qualificati per il barrage. Ci proveranno ora Giuseppe Rolli con Lord Arico e Vincenzo Chimirri con Kiwi. Ormai abituato alla platea internazionale, Giuseppe Rolli non conosce più emozione, anche se la sua età è ancora verde. Una promessa per la nostra equitazione. È importante per un ragazzo giovane gareggiare subito ai massimi livelli, confortato anche dalla qualità dei cavalli che monta. Infatti Lord Arico è un saltatore estremamente diligente, affiatato con il suo giovane interprete. Fase intermedia del percorso. Vi ricordo che in questa seconda manche il tempo massimo è di 69 secondi, il tempo limite di 138 secondi, la lunghezza del tracciato è di 400 metri. Conclude con il netto anche Giuseppe Rolli, dunque si qualifica per il barrage. Applausi per il binomio azzurro, ancora senza errori Lord Arico, e vedete che si allunga la sequenza dei binomi qualificati per il barrage. Solito saluto per Vincenzo Chimirri, che abbiamo già visto nella prima manche impegnato in sella a Kiwi, cuffino color amaranto,
per Kiwi. La fiera cavalli si è conclusa con la tradizionale cavalcata di Cangrande in piazza Bra, un po' avversata dalle cattive condizioni atmosferiche, che però è stata seguita da un numero elevato di persone. Tra le carrozze che hanno sfilato è stata premiata quella della 17enne milanese Giuditta Pinna. Vincenzo Chimirri con Kiwi, impegnato alle tavole. Bene sulla gabbia, però aveva commesso in precedenza un errore, 4 le sue penalità nella seconda manche, non si qualifica per il barrage Vincenzo Chimirri e dunque il discorso vittoria. Ecco appunto in questa immagine rallentata l'errore di Chimirri riproposto dal regista Umberto Orti. Vi dicevo, il discorso vittoria è ristretto a 4 binomi: Roberto Arioldi, Loro Piana Double Take Fise, Jürg Friedli, Svizzera su Gismo, Gianluca Gorla in sella a Rembrandt, Giuseppe Rolli, Lord Arico. In caso di ulteriore parità di penalità si dovrà far ricorso al tempo impiegato in questo barrage e ciò potrebbe costituire un handicap per Roberto Arioldi, che vediamo inquadrato, essendo il primo a entrare in campo. Non ha un riferimento cronometrico su cui basarsi, dovrà spingere a tavoletta al massimo, naturalmente con un occhio rivolto alla precisione sugli ostacoli e l'altro alle lancette del cronometro. Roberto Arioldi con il suo double take Fise, che finora non ha commesso errori, un cavallo ritrovato dopo un periodo di appannamento. Fa piacere rivederlo a buoni livelli. Intanto i connotati di questo barrage si parte con l'ostacolo 6A 1,45 m, poi il 7 1,55 m, l'8 1,50 m. È rimasta una gabbia, ostacolo numero 9, poi il 4 1,50 m e l'ultimo è il numero 5, un largo 1,45 per 1,50, e c'è il netto di Roberto Arioldi che conclude la sua giornata in sella Loro Piana Double Take Fise senza aver abbattuto una sola barriera. Attenzione al tempo, 37,18. È veloce Roberto Arioldi. Dunque il primo riferimento in questo barrage è proprio quello del binomio italiano, percorso netto in 37,18. Chi vorrà vincere questa Winner Cup, questo Gran Premio del concorso ippico internazionale di Verona, dovrà far meglio del 37,18 siglato da Roberto Arioldi senza errori agli ostacoli. Ci prova immediatamente lo svizzero Jürg Friedli con Gismo. Si tratta dell'edizione numero 99 di Fiera Cavalli. Gli organizzatori veronesi stanno preparando l'edizione del centenario in punta di piedi, secondo il costume di professionisti seri. L'edizione del centenario il prossimo anno non sarà certamente pirotecnica, però si cercherà di fare il massimo nel segno della continuità. Per ora non si conoscono ancora le innovazioni che verranno apportate, però è quasi certo che sarà organizzato
un trofeo Topolino di equitazione per i più piccoli. Sono già certe le date, dal 5 all'8 novembre, 100 anni di Fiera Cavalli a Verona. Intanto vedete che sta tagliando le piegate, sta accelerando con grande ritmo Jürg Friedli, percorso netto 36,26 e passa a condurre in testa alla classifica provvisoria. Dunque al primo posto lo svizzero Jürg Friedli, percorso netto in 36,26. In seconda posizione il nostro Roberto Arioldi, loro piana double take Fise 37,18. Ancora due binomi, già in campo Gianluca Gorla con Rembrandt, e bisognerà letteralmente volare per togliere il successo al cavaliere elvetico, che è andato davvero bene, preciso sugli ostacoli, veloce. Gianluca Gorla, nato a Milano il 14 novembre del 68, ha un fratello che monta anch'egli a cavallo, Davide, ha avuto come istruttori Roberto Arioldi ed Emilio Puricelli. Dunque Gianluca Gorla si confronta con il proprio maestro, sta spingendo al limite, sta prendendo dei rischi e purtroppo non sempre precisione e velocità vanno a braccetto, c'è errore. La smorfia di Gianluca Gorla. D'altronde gare di questo tipo si risolvono spesso con scarti minimi, c'è errore anche all'ultimo ostacolo, dunque 8 penalità nel tempo di 34,69. Rembrandt era stato certamente il più veloce, ha commesso però 2 errori ed è fino a questo momento terzo. Rembrandt, un cavallo intero di origine belga, nato nel 1989, secondo nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Budapest, e la gara va a concludersi con il percorso di Giuseppe Rolli con Lord Arico. Soltanto questo binomio può togliere la vittoria nella Winner Cup di Verona a Jürg Friedli e a Gizmo. Si fa attendere Giuseppe Rolli con Lord Arico, grande responsabilità per il giovane cavaliere che ha nel mirino il 36,26 dell'avversario svizzero. Si dovrà galoppare, si dovrà bere tutto d'un fiato il percorso ideato da Olaf Petersen per scalzare dal primo posto un veramente impeccabile Jürg Friedli. Ed eccolo Giuseppe Rolli, sospinto anche dal pubblico, estrema concentrazione, ripeto, in testa Jürg Friedli, Svizzera 36,26 netto. In seconda posizione Roberto Arioldi, nessun errore agli ostacoli, 37,18. 8 le penalità per Gianluca Gorla con Rembrandt. Ci prova Giuseppe Rolli con il suo Lord Arico, cavallo nato nell'85, un Holsteiner, buono in ritmo fin da queste prime battute. Superate le tavole con il mormorio del pubblico, un po' di difficoltà, grande suspense, superata anche la gabbia. E c'è l'errore, 4 penalità per Rolli, che poi si disunisce 8. Replicato l'errore e dunque quarta posizione per lui. Riepiloghiamo dunque la classifica, che a questo punto è definitiva. Vittoria per Jürg Friedli, Svizzera con Gizmo, percorso netto in 36,26. Al secondo posto Roberto Arioldi, loro piana double take Fise. Al terzo posto Gianluca Gorla, Rembrandt, e al quarto Giuseppe Rolli, Lord Arico. In bocca al lupo per la prossima edizione, quella del centenario per la Fiera Cavalli di Verona. È tutto per il momento per l'equitazione, restituisco la linea allo studio. Ora per gli appassionati di sollevamento pesi andiamo in Puglia per seguire un test molto importante, gli assoluti del campionato